Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Pareggio tra Torino e Padova per l'ultimo posto disponibile per i play-off. Due squadre in forma si affrontano nella 42esima giornata di Serie B-Win all'Olimpico di Torino. Granata reduci da 9 risultati utili consecutivi, Veneti da 10. Lerda schiera Sgrigna al posto di Antenucci in attacco a fianco di Bianchi. Per il Padova Alessandro Dal Canto conferma il 4-3-3, deve rinunciare a El Shaarawy, impegnato con l'Under 19 in Polonia per le qualificazioni. Partita che prende subito il via con il Torino che prova a rendersi pericoloso con questo contropiede, l'anticipo di Budel per Sgrigna che se ne va, cerca di accentrarsi per andare al tiro, il suo sinistro termina fuori misura della porta difesa dalla Padova, reclama una deviazione, rivediamo il replay, probabilmente Legati l'ultimo a deviare il pallone sul fondo. Ancora Torino con rivalta, mette il pallone in mezzo, Sgrigna e poi il colpo di testa all'indietro da parte di Cesar con Cano bravissimo di piede a salvarsi e poi conclude fuori misura Bianchi. Rivediamo Cesar, mette in difficoltà il proprio portiere che di piede distinto si salva, poi Bianchi, manca il tapin, si vede anche il Padova, dialogo italiano, De Paula ancora italiano, conclusione fuori misura dell'attacco padovano. Ancora Torino sul fronte opposto, Sgrigna che serve il pallone al centro per De Feudis, il tiro dal limite e vola, Cano ancora bravissimo il portiere del Padova a salvarsi in calcio d'angolo. Riguardiamo la deviazione del portiere del Padova, insiste il Torino, colpo di testa questa volta di Bianchi e poi ancora Cano è costretto ad anticipare tutti in uscita il proprio compagno di squadra Legati. Sgrigna conclude poi impegnando ancora a terra il portiere ospite. Nel replay l'anticipo importante del portiere Cano e c'è questo calcio d'angolo importante, reclama Ogbonna, secondo lui il pallone non era uscito, non è di questo avviso il guardialine. Dalla corner nasce il colpo di testa vincente da parte di Cuffa, l'argentino del Padova al 43esimo minuto porta in vantaggio la formazione veneta, gol pesantissimo in ottica qualificazione playoff. Vediamo l'anticipo di Cuffa e l'uscita non è certo perfetta del portiere Rubigno. In avvio di ripresa si riparte con Antenucci in campo dal primo minuto al posto di Pagano per dare più profondità alla formazione Granata che in attacco parte con questa azione ancora una volta del solito Sgrigna, conclusione fuori sull'esterno della rete senza problemi per la porta del Padova. Sul fronte opposto cross di Bovo, colpo di testa vincente di Ardemagni che esulta per un attimo ma poi vediamo si dispera, posizione irregolare come vediamo nel replay, Ardemagni è oltre Ogbonna quando incorna di testa. Nulla di fatto, ancora Antenucci per il Torino, mette il pallone poi Gasbaroni in mezzo, palo colpito da Bianchi che reclama anche una trattenuta, anche Lerda ha qualcosa da dire al quarto uomo, rivediamo meglio, Bianchi sbilanciato nettamente in questo replay da Legati, insiste il Torino, cerca disperatamente il pareggio, Budel per Ogbonna in area e Ogbonna perde da ottima posizione l'occasione per calciare a rete e invece il Padova in contropiede, Ardemagni per De Paula, De Paula entra in area di rigore, De Paula ancora e il suo sinistro vincente chiude i conti a 10 minuti dal termine, Padova 2, Torino 0, De Paula sesto gol stagionale per l'attaccante brasiliano arrivato a gennaio dal Chievo. Segnale di chiusura della gara del direttore di gara, il signor Pinzani di Empoli. Primi applausi dei tifosi del Torino, poi la festa del Padova che si qualifica ai playoff dove affronterà il Varese al primo turno e poi nella finale anche le proteste di qualche tifoso del Torino. Divelti, cartelloni pubblicitari.